Ciao ragazzi, vi sto parlando dal sottoscala della vecchia casa della famiglia Lunardi a Rover Chiaretta nel cuore della pianura veronese. E questi che vedete insieme a me sono i pitari, i vecchi contenitori di stortine, questi salamini che sono messi a conservare nel grasso di maiale. Ed è solo la prima delle tradizioni che adesso rivivrete con me di questa terra, una più bella dell'altra. Valentino. Questo è giusto adesso. Va, che spettacolo. Questo è giusto. L'uovo sudato fatto in casa, come la volta. Però mi viene da dirti buona Pasqua, va bene? Sì, perché questo qua si bea alla domenica mattina di Pasqua. Con la croce sopra. Con la croce perché era qui del venerdì santo. Gli ovi del venerdì santo che mia mamma la nasea Torin in Gainara, la insegnava perché sennò dopo la si sbagliava. Certo. Con gli altri ovi. E allora questi era segnato perché questo qua bisognava berli alla domenica mattina prima di andare in chiesa. Quindi si raccoglieva il venerdì. È venerdì santo. Ma si mangiava alla domenica di mattina Pasqua. di Pasqua. E questo fino a quando tempo fa veniva? Mi lo fa ancora adesso. E si cucina sotto la cenere del caminetto. Sì. E lì che vuol l'occhio? Perché sennò scappa di cottura, l'avete sodo. Beh certo, ma lì- stai attento quando ti vedi l'uovo che suda, che allora l'uovo suda, come ti vedi che suda, te lo tiri via, te che metti la sale, stuzzica dentro, te giri e te lo bevi. Posso? Certo. Lo vedo fatto sul caminetto. Salute allora, buona Pasqua. Buona Pasqua. Ma non è l'unica sorpresa ragazzi, intanto bevo l'ovetto e dopo andiamo avanti. Sono tornato indietro di 40 anni. Anche 50. Che no, 50, aspetta, era un anno solo, non a mia era l'uovo. Miglio, che vi perciò. Ecco, fa vedere. Dicevamo le stortine, e quelle che qua dentro, no, Emilio? Sì, su questi continui. Ruma. Dai, Ruma. Ti faccio vedere come la stortina per conservarla Eccola qua. nel nostro periodo. Eccolo qua. Questo è il lardo. Questo è un prodotto dell'inverno. È un prodotto dell'inverno che si fa, questo si macina, lo si sala e tutto per poter conservarlo. Certo. Poi metto la stortina che io posso mangiare fino tutta l'estate, così si conserva. Certo. Nei nostri territori qua che manca che non c'è il frigo, non c'è il freezer, poi si mettono là sotto Nei posti giusti. sotto i posti giusti, sotto la scala che diciamo 90. Perché una volta le case venivano progettate apposta così. Ma certo, Campagna, certo. niente veniva fatto a caso. A caso niente, non c'era il frigo e tutte queste cose qua. E allora le case erano proprio apposite per questo, perché si doveva mangiarla anche d'estate. Certo, se la fame che ti sta, non solo. Giusto. E anche con genuinità buona, questa la mangi. Questo è il grasso del maiale, no? Questo è il grasso del maiale che lo si mette dentro su questi tegamoni grossi che sono le classiche ole. Di coccio? Di coccio, così, che queste riparano molto, restano fresche qua dentro, perché è grosso di spessore, non sulla temperatura, certo. E il lardo li conserva bene, ecco come vedi. Siamo pronti, stavo per farle. Ascolta Stefano, che siamo ormai. fra 15 giorni ti vieni qua e testiamo quelli noi, le stortine quelli noi. Anche mi devo sempre resistere. Lo so che devi sapere, sì, tutti i posti sempre. Vale, ma te potevi anche aspettarmi, ero. Se te mi hai detto vai. No, ma mi sentivo anche battere. Perché? Perché mi ricordo quando che venivo a casa, che era ragazzino, quando arrivavo lì sentivo ta. Venivo in casa, mio papà che era là con il salato che lo pestava e mia mamma lì sulla cucina che la faceva pulenta.
E allora mi aspettava e diceva cosa farlo, e continuava a sentire e pestava bene salato. Mia mamma la usava la polenta sulla panara e lui toglieva il tè e naseva e lo mischiava e dopo che buttava dentro 3-4 uovi e che veniva fuori questo qua. Piattino dietetico? Sì, questo, cioè, ma lui che ne faceva un bel po', cioè se mangiava in 4. Però questo era il mangiare. Questo era il mangiare del mezzogiorno. E che buono. Ah beh, te credo, è polenta. Adesso, si fa più adesso. Adesso dobbiamo cominciare con il gruppo, ogni tanto lo facciamo di sera, ho capito, tantam pestiamo, ovi, e se troviamo qua, e facciamo sto ovo e salato qua. Non è che sia venuto qui per caso, perché queste persone che vedete qua discutere amabilmente finché è calmi, perché è arrivata a mangiare, in realtà che cosa mangeranno tra poco, Michele? Allora stasera che il codeghin con la lingua è una roba spettacolare, un piatto sempre di una volta che si mangiava 40 giorni dopo Pasqua per la festa dell'Ascensi. Sì, perché qui ogni tradizione è un calendario stasera. Un calendario. Cioè abbiamo visto la Pasqua, l'inverno per i salami e dopo c'è la festa dell'Ascensione. Ma voi chi siete? Perché c'è questa riunione, ripeto, che non è stata fatta a caso? Noi ci chiamiamo Einethofen. Einethofen è un gruppo di Rover Chiaretta che è nato in un modo un po' banale, semplice se vogliamo dire, un po' come le tradizioni, no? E è nato per caso, quindi. Con che scopo? Lo scopo è quello appunto di rivivere le tradizioni. Io non sono di qua, vengo da fuori, e appena ho visto i ragazzi che si univano per rivivere le vecchie tradizioni, mi sono emozionato tantissimo, a tal punto da aiutarli a formare questo gruppo. E quindi che cosa fate in concreto? Al di là di trovarsi a tavola, che secondo me è un appuntamento che non manca mai, poi? Niente, siamo presenti un po' nel paese, abbiamo fatto la pagina sul giornalino della Sagra, che qua è un evento importantissimo con una grande partecipazione, e abbiamo fatto delle magliette un po' per tutti in modo da dare unione un po' di più a questo gruppo, e partecipiamo anche a varie attività che il paese poi offre come gruppo proprio. Perché date importanza alla riscoperta delle tradizioni? Perché addirittura un gruppo? Perché ormai non c'è più nessuno che riscopre quelle che sono le vecchie tradizioni, e secondo me, che vengo da fuori e quindi ho un occhio un po' più attento a queste cose qua, è una cosa importantissima, ma ti fa rivivere veramente tante emozioni. E cosa insegnano soprattutto? Perché lì alla fine è vero. Insegnano che alla fine la semplicità è quella che vince, no? Cioè, la semplicità è quella che domina un po' in questo mondo che sappiamo benissimo, certo. Troppe cose che puntano alla visibilità, che puntano non all'essenza. Ecco, invece questo gruppo ti fa un attimo tornare indietro anche su te stesso per vivere la semplicità. Bellissimo. Ma Einethofen che vuol dire? Allora, Einethofen, la traduzione letterale dal tedesco vuol dire in sostanza, anche se qui è stata un po' modificata la parola, perché si dovrebbe scrivere Einethofen con 2 F. Ma il nostro presidente giustamente ci ha messo del suo anche qui e ha tirato via una F in più, ma ha aggiunto delle altre cose che, come vedete, insomma, in sostanza, perché questa leggenda in poche parole o in tutta semplicità. Tutto torna sempre. Grazie davvero, Michele, e grazie veramente a tutti gli amici che si sono prestati. Noi adesso parliamo piano perché è quasi pronto, e le mie chi mangia, ma dopo questi è tutta buona gente, ma continuiamo a circolare, non si mangia e si incazza. Sì. Grazie Stefano. Grazie a voi. Einethofen! Ma noi miei tedeschi capiamo sempre.